Tutto pronto per la prima edizione di Selva in Festa, in programma dal 1° al 7 agosto al centro commerciale La Selva di Sora. L'iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa all'interno del centro commerciale dall'organizzatore dell'evento Michelino Tatangelo insieme al presidente del centro Osvaldo Polito e dal sindaco di Sora Roberto De Donatis. Siamo contenti di essere oggi qui al centro commerciale La Selva per la promozione di questa kermesse, 7 giornate con diverse occasioni che possono attrarre turisti, cittadini dal territorio. La Selva, il centro commerciale e l'imprenditore Osvaldo Polito è sempre stato sensibile a promuovere iniziative che diano anche a questo volano economico la possibilità di poter essere presente, di poter portare qui tante persone, divertirsi e vivere delle giornate estive all'insegna della spensieratezza. Quindi aderiamo con piacere a questa iniziativa. Molte le sorprese per rendere questa prima edizione di Selva in Festa un grande successo. L'organizzatore Michelino Tatangelo ha voluto sottolineare la funzione sociale della manifestazione, momento di condivisione e di unione per le famiglie. Questa iniziativa è nata con la volontà di portare avanti la questione sociale, che al di là del commercio è importante che oggi le famiglie stanno tutte disastrate, non hanno tempo e non hanno quello spazio per condividere un momento di attenzione e dove effettivamente possono godersi quell'attimo di pace e serenità della vita. Noi abbiamo creato questo evento con tante sfaccettature positive che danno dallo spettacolo al divertimento, al gioco dei bambini, e perché no, alla competizione, alla parte gastronomica e degustare i prodotti tipici locali. È importante però che tutto il pacchetto viene dato in segno di questa solidarietà, perché senza questa parte è difficile che la famiglia si possa tenere aggregata. È un modo per stare insieme? Non lo so, io mi auguro di sì. Penso che più di questo non si potrà fare. Noi ce la metteremo tutta, certamente cercheremo di fare il meglio. Osvaldo Polito ha voluto ribadire come il centro commerciale sia non solo un punto nevralgico per il commercio, ma anche una location ideale per ospitare importanti manifestazioni di diversa natura. Il centro commerciale ormai è diventato un vulcano di iniziative, un vulcano di idee e quindi tra queste mettiamo in campo spesso delle manifestazioni, degli eventi. Proprio ieri ne abbiamo avuto uno importante con un personaggio televisivo di amici che ha portato tanta bella gente, c'è stato un divertimento per tutti, in particolare per i più giovani. Insomma, ora ci stiamo muovendo e indirizzando verso quest'altro grande evento che è la Selva in Festa. Selva in Festa organizzata da Michelino Tatangelo, che sicuramente supererà tutte le aspettative. E poi che dire, insomma, noi siamo qui innanzitutto per divertirci e poi per dare lustro al nostro territorio che veramente ne ha bisogno.